sono peggio delle femmine, porca miseria. Oh, no, che ha acceso la friggitrice anche lui. Adesso andiamo al supermercato con un camper solo, no? E giustamente facciamo le robe mezze rom. Quindi lasciamo metà accampamento qua e con l'altro andiamo al supermercato, no? Bene, siamo pronti per andare nel camperino del Giovanni. Di prima mattina, appena svegliato così, queste cose. Miso. Cazzo è la scala qua? Prima mattina. Sboccia miseria. Cane! Cioè, Emi, non ho capito, te davanti? Vai, te dove vai? Piedino? Ah, non abbiamo chiuso il gas. No, non hai chiuso il gas. Come cazzo si chiude il gas? Chiudi il gas, come si chiude il gas? Gas. Come il tuo. Vuoi farlo tu? Ah, vabbè. Frigorifero. Allora, chiudiamo il gas del frigorifero. Allora, si aprirà. Aspetta. Allora, spegniamo il gas del Michele. Allora, il frigo come cacchio lo spegni? Di Giovanni. Qua metti su 0, no? Tac. Spento, non mi ricordo più come cacchio andava il gas. Qua, vabbè, quella è la corrente. 000, boh, basta, è spento. Permesso cane. Adesso vediamo qua, ecco qua. Verso dritto era spento, no? Là, io lo lascio sempre acceso. Ah, volendo possiamo lasciarlo acceso con la corrente. Te lo attacco al 12 volt. Però tanto che dobbiamo fare tanta strada. No. Ma il pixel è giù. Dai che ne... Dico perché ci sono i fantasmi. Esatto, Giovanni ha i fantasmi in camper, cosa che forse non tutti sanno. Esatto, gli fanno i dispetti, quindi per cui lui allo blocco si apre da solo, non che si chiude, si apre, cioè capisci? Essere passeggeri al giorno d'oggi. Corre il Giovanni, corre. E singalo dondola. E Michele anche in questo caso non fa un cazzo come sempre, cioè proprio non fa niente, non dondola, non guida. Qua c'è la falda della... Lenny, come cavolo guida questo? Porco cane, vai davanti te, controlla tutto. Arrivano belli spediti, Ah, loro vanno spediti, no? Te vai piano giustamente. Porco cane, non le cagli il camper, Emi. Scattaragli, fagli la pipì, la cacca, ma non le caglielo. Perché bisogna ricordare che mi manca ancora il dente, quindi bisogna stare tutti un po' arrabbiati. Solidarietà. Esatto, perché se sorridi si vede il dente che manca, e quindi no. Perché ti prude? Perché devi dire queste cose omosessuali mentre io sto facendo i video? Cioè, Ma perché tu stavi arrivando con la fotocamera mentre lo stavo dicendo non l'hai no, non c'è rispetto, cazzo, per la mia videomacherità, porca cazzo. Non so. Margherita. Lei mi siamo comodi. Siamo qua nel divanetto come quelli delle limousine, no? Chi guida davanti al Michele è perché Giovanni adesso è andato a mettere giù il carrello. La dolce vita del Christian Dior. Dimmi Lemmy, cosa c'è? Stiamo comodi a fare i passeggeri? Tipo la scena dei Ferrero Rocher. Lemmy. Cosa? Dimmi Gioia, volevi venire in braccio con me? Dai, vieni qua, dai. Vieni qua, non ce la fai? Perché Giovanni guida male? Vieni qui? Guida troppo male Giovanni, troppo veloce, hai la paura amore. Stai via allora, dai. Stai lì comoda. Ma sì. Vedi come guida, neanche lo stabilizzatore, cioè, a parte che si può fare così, attenta, te faccio vedere. Ecco, sì. Ecco, così è già meglio, dai. Vedi? Guarda, abbiamo anche la panoramica, guarda che roba. Porco cazzo, il tagadà qua nel camper di Giovanni. Un tagadà, un attimo nel vento. Quest'attimo violento, porca troia cazzo. Aspetta, casca anche a tocchi. Questo CP è un cane un po' contento. Che canzone era Emi questa? Non me la ricordo. Ecco, si è annoiata. Ti annoiano le mie canzoni.
Allora, io oggi volevo provare una variante che è tipo il Buongiorno Italia dove abito oggi con la porta già aperta, pre-sbam, pre-AK, cioè troppo livello pro sta roba, troppo. Tu sai che ogni volta che ci fermiamo, no, c'è praticamente la pausa tagliando, la pausa lavori, e qui abbiamo la pausa verniciatura del camper di Giovanni. E poi la nostra solidarietà che Michele ieri a calcetto si è pinciato fuori il ginocchio, no? Io un po' la schiena, ma insomma è passato, lui il ginocchio. Non siamo vecchi, cioè io interiormente ho ancora 24 anni. Probabilmente è successo qualcosa, probabilmente abbiamo subito magari un fallo, però noi essendo onesti, sì, non un fallo nel senso, cioè un fallo nel senso calcistico, e essendo onesti non abbiamo interrotto la partita, no? Cioè per andare ai rigori, no? E quindi ciò ci fa doppiamente onore, quindi abbiamo fatto finta di niente e basta, insomma, no? Fai finta così, no? Ah, oh. Giovanni, questa è pittura che cavolo c'è 5 euro. Questa sì. Cioè con la bomboletta comunque io lo sconsiglio a tutti perché è una cosa temporanea, cioè ti va via dopo pochi mesi, come non l'avessi già fatto. Sì, dovresti... questa qua è soltanto per la scala. Sì, però vabbè, comunque ricordiamoci sempre tutti usarla come cosa temporanea. Strani amori che spesso a questa età ti sorridono dalla bicicletta e li vedi lì a strusciarsi un po'. No, aspetta che le sorride, quindi facciamo fare censura. Tanto ti sei studiato un po' di Veneto dalle siolette, coi nevodi, cioè vuol dire ho i nipoti, hai capito? Dopo il go è relativo insomma da che zona del Veneto, comunque è il verbo avere. Strani amori che vanno e vengono in bicicletta e poi si strusciano, mai nascosto perché non si sa mai che passi a buon costume, non fa rima male, vero? Wow, guarda cosa andiamo a vedere adesso, venghino, Villa Marcello Porcello, bello, veicoli a passo d'uomo, bello, andiamo a vedere, molto bello, secolo XIII-XIV secolo, molto bella. Scusa se ti riprendo anche Giovanni e Michele, ma d'altronde ce li ho davanti, cioè non è una scelta, ma... Cave Canem, che bello, attenti al cane in latino, Cave Canem, bellissimo, wow, guarda, chiesetta, non ti faccio neanche il video con la musica, parco storico, là che c'ha tutte le indication, parcheggio, no, adesso parcheggiamo i nostri bolidi e andiamo a vedere, anzi no, ho cambiato idea, adesso ti metto il video con la musichetta.
Dai, venite pure nel mio giardino, dai. Accomodatevi, ho anche le sedie. Allora, vedi, ridendo e scherzando, io ho la cosa, no? La panchina col tavolino. Però è anche vero, gli ho detto, mettiamoci lì nel gazebo, no? Vedi, adesso è un casino perché non sappiamo se è a pagamento. Noi sì potremmo immischiarci col centro anziani, però sì, Michele passa anche, però io e Giovanni no, cavolo. Allora, se vuoi venire anche tu a farti un saltino in villa, tieni conto che l'ingresso è all'incirca sulle 5 euro. Non l'ingresso del giardino, bensì l'ingresso della villa. Poi cambia, mi pare, se vuoi la visita guidata o altro. Mi pare che con la visita guidata c'era scritto 10 euro, no? Se arrivi con il camper, non preoccuparti, guarda il parcheggio, guarda, tutto questo è parcheggiato. Beh, noi eravamo qui di passaggio, quindi ovviamente sta sosta qua merita. Adesso andiamo a ricattarci le bici e andiamo avanti. Ecco, goditi la scena che adesso montano in due in bici, goditela. Oh, tu froce schiacciate sulla statale, vedi domani mattina. Fa male il culo. Vabbè, non vuol dire. Partenze, via!